Ciao amici di GD Ferro Team, siamo qui a Paul's Bar per il casting di Bellezze Venete Calendario 2020. Ci sono qua le ragazze che quest'oggi hanno partecipato a questo casting. Partiamo a conoscerle una per una. Ciao, siamo qui con Clara? Ciao Clara, allora come ti è sembrata questa esperienza? È molto divertente. Ti sei comunque trovata bene con le tue compagne di avventura? Sì, direi moltissimo. Bene dai, quindi speri di ottenere questo mese, diciamo? Beh, certo che sì. Bene dai, allora in bocca al lupo e speriamo di vederti su questo magnifico calendario. Grazie. Siamo qui con... Ciao Vanessa, allora tu cosa ti aspetti da questa esperienza? Beh, mi aspetto di essere comunque nel calendario 2020 e di averne tratto qualche esperienza in più per i prossimi. Come sei venuta comunque a conoscenza di questa opportunità? E già l'anno scorso conoscevo questo calendario, mi sono informata per quest'anno e ho deciso di partecipare. Bene dai, allora complimenti, speriamo che ti vada bene, speriamo di vederti allora in questo bellissimo calendario. Io sono Ilenia. Siamo qui con Ilenia. Ilenia, tu come ti sei trovata qua con i fotografi e l'ambiente e tutto? Molto bene, essendo la prima esperienza mi sono trovata veramente bene, mi sono divertita tantissimo. Ah, quindi tu sei la prima volta che fai queste cose. Allora diciamo complimenti, che è stata bravissima, ti avevo vista molto spigliata. Complimentoni, speriamo allora ti vada benissimo. Quindi tu diciamo che speri di intraprendere questo percorso, speri che questa esperienza ti porti a delle nuove opportunità future? Perché no? Volentieri. Beh, allora dai, grazie mille. Buonasera, sono Pamela. Bene, siamo qui con Pamela. Pamela, te sappiamo che comunque sei navigata nel mondo. Allora, come ti sei trovata qua con queste ragazze, queste tue compagne? Allora, questa è stata una delle mie prime esperienze di casting per un calendario. Mi sono trovata molto bene, le ragazze comunque si sono divertite, siamo state tranquille E quindi diciamo che comunque speri cioè la tua ambizione sarebbe riuscire a ottenere un mese in questo calendario, giusto? Quale sarebbe il mese che più ti attirerebbe? Allora, potrei dire di fare dicembre, sono nata in dicembre e mi piace il mese. Quindi diciamo che potremo trovarti sta Babbo Natalina in questo magnifico calendario molto presto, giusto? Beh dai, allora ti auguriamo un in bocca al lupo e speriamo che riesci a stare nel mese del tuo compleanno, te lo auguriamo con tutto il cuore. Grazie. Veronica. Siamo qui con Veronica. Veronica, questa qua è una delle tue prime esperienze come casting per un calendario, giusto? Primissima esperienza. Ti sei trovata bene? Ti sei trovata a tuo agio con le compagne, con i fotografi, con tutto? Sì, a mio agio con tutto, sia fotografi che compagni, e tutto molto divertente. Bene dai, siamo molto contenti. Come sei venuta a conoscenza di questa opportunità? Allora, avevo seguito un po' il casting dell'anno scorso e quest'anno sono riuscita a inserirmi tramite uno dei fotografi. Bene dai, allora complimenti, in bocca al lupo e speriamo che ti vada bene. Si presenti. Io sono Giulia e sono anch'io una ragazza che ha partecipato al casting per partecipare al calendario di Bellezze Venete 2020. Cosa ti aspetti da questa esperienza? Beh, mi aspetto comunque di essere presa, almeno si spera, perché la speranza è sempre l'ultima a morire, e comunque magari di riuscire a intraprendere una carriera anche in quest'ambito, nell'ambito dei calendari, comunque delle foto un po' più mirato, conoscere nuovi fotografi e riuscire magari ad avere più contatti. Intanto ti stai facendo le ossa col GD Ferro Team, giusto? Sì, con Mario che mi spompa, però gli voglio un bene dell'anima e lo seguo dappertutto. E ringrazio Mario Bonesi che appunto anche quest'anno si occuperà del backstage del calendario e sicuramente i suoi video saranno vistissimi, non so se si possa dire, comunque tanti click, giusto? Sì, quello sempre, Mario non fa un flop con nessun video.
Siamo qui con Paolo, che lui è il direttore artistico di questo fantastico calendario. Lui è colui che darà l'opportunità a ben 12 ragazze di poter essere in questo stupendo calendario. Come ti è venuto in mente questa idea di fare questo calendario? Oltretutto sappiamo che qui da ben 13 anni comunque esiste questo bellissimo calendario. Siamo arrivati alla 14ª edizione. Beh, è nato quasi per gioco. All'inizio solo con le finaliste di Miss Italia. Poi la cosa si è allargata da bellezze padovane, perché all'epoca erano solo quelle di Padova, alle bellezze venete. A voi ragazze che siete qua e vi ringrazio anzi tutte queste ragazze arrivate da ogni dove, da Jesolo, da Vicenza, da Treviso, nonostante il maltempo, non è che ci sia l'acqua alta, però insomma l'acqua scende qua. È stato un piacere averle con noi, fotografarle, adesso giudicheremo la fotogenia, ma mi sembrano tutte belle dentro e belle fuori come piace a me, quindi direi ottime chance per tutte. Bene. Amici di G di Ferro Team, direi che la serata qua è conclusa, abbiamo visto tutte le ragazze, adesso si aspetterà solamente il verdetto finale. Un saluto dal Pulse Bar e ci vedremo ai prossimi casting di Bellezze Venete 2020. Ciao!